Ben ritrovati dalla redazione. Una bomba d'acqua si è abbattuta sulla città di Trieste poco dopo le 20 di ieri sera. Nel giro di mezz'ora la città si è allagata nei punti più critici. I vigili del fuoco hanno ricevuto una decina di richieste di intervento da varie zone della città, dalle Rive a Via Flavia. In particolare in Via Commerciale sono saltati tombini con diverse auto che si sono dovute fermare con la doppia freccia perché non riuscivano più a procedere. Allagamenti anche in Carso, soprattutto fra Opicina e Monrupino. Sotto il ponte che collega le due località in via Monrupino 1 un automobilista è rimasto incastrato nell'abitacolo. A causa dell'acqua non riusciva più ad aprire la portiera. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarlo in sicurezza. Il forte temporale si è esaurito nell'arco di un'ora. Si apre oggi dalle 18 il cavalcavia di Sistiana che sovrapassa l'autostrada A4 torna percorribile. Dopo 6 mesi di lavori, uno dei passaggi nevralgici del traffico in uscita e in entrata da Hyper Trieste torna a disposizione degli automobilisti. Inizialmente il tratto completamente rifatto lungo alcune centinaia di metri sarà percorribile soltanto su una corsia per senso di marcia e con il limite di 30 km all'ora, ma l'obiettivo a Friuli Venezia Giulia Strade, la SPA partecipata della Regione che ha curato l'intero intervento, e l'apertura prima della Barcolana è stato centrato. In arrivo 45 milioni di euro per la ciclovia Trieste-Lignano-Venezia, metà provenienti da fondi regionali e metà dal PNRR, finanziamento che fa parte di un più importante pacchetto di investimenti sulla rete che ammonta a 245 milioni di euro sulla rete di ciclovie del Friuli Venezia Giulia, prevalentemente a rafforzamento dell'infrastruttura, dichiara l'assessore regionale alle infrastrutture Cristiana Mirante, intervenendo agli stati generali sulla mobilità ciclistica a Udine. Oggi le foreste sono un modello di sviluppo sostenibile. Attraverso la foresta facciamo la difesa del territorio e attraverso questo garantiamo la sicurezza dei cittadini contro il dissesto idrogeologico. Le foreste consentono di vivere il territorio anche dal punto di vista economico, di economia sostenibile e circolare. Lo ha detto il comandante dell'unità forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, generale Andrea Rispoli, intervenendo a un incontro dalla foresta all'albero di Maestra svoltosi in Portovecchio nell'ambito di Barcolana 56. L'Arma ha acquistato l'inventario delle foreste e i gioielli verdi del paese e utilizzando la tecnologia si vorrebbe che il suo aggiornamento passasse da decennale ad annuale, ha auspicato Rispoli, segnalando che l'inventario sintetizza lo stato di salute delle foreste. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: su pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso, in montagna bel tempo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità con la possibilità di qualche breve pioggia o rovescio locale. Sulla costa per gran parte della giornata Borino, Bora moderata, temperature minime in pianura fra 7 e 10, le massime fra 22 e 24 gradi, sulla costa minime fra 12 e 15, le massime fra 20 e 22 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.